Settima corsa, il premio Pop è un'altra bella corsa, 3 anni, vincitori da 8 a 20.000 euro in carriera, altra prova di buona qualità con i favori che sono andati verso Gift Joe, numero 5, un figlio di Tony Joe e Tina Joe Winner, soggetto in grossa crescita, Andrea Farolfi in salchi per il training di Eric Bondo. In salita la quota di Goldwyn CR numero 2 con Vincenzo Luongo, scende anche la quota di Giano dell'Est con Manuele Matteini. Sono loro tre i cavalli più attesi in questo momento sul campo. Gift Joe a 2,10, 2,30 Giano dell'Est, 4 Goldwyn CR in salita. Autostart in movimento. 1 Gitana Griff Pietro Gubellini, 2 Goldwyn CR Vincenzo Luongo, 3 Gaia's Life Marco Volpato, 4 Gas Gas BFC Alberto Garruto, 5 Gift Joe Andrea Farolfi, 6 Giselle Trio Giuseppe De Filippis, 7 Gioietta Antonio Di Nardo, 8 Giano dell'Est Manuele Matteini. Autostart sulla curva di sinistra, concorrenti tutti bene allineati, si ritrae dal 6 Giselle Trio. E si va con la velocità da parte di Gift Joe che prova ad andare davanti al suo interno. Goldwyn CR prova a rientrare, si imbocca la curva, Goldwyn CR al comando, Gift Joe all'esterno, alla corda Gitana Griff, poi Gas Gas BFC che precede alla corda Gaia's Life, 200 iniziali in meno di 14 per Goldwyn CR che si è installato al comando, si sistema in seconda posizione Gift Joe alle sue spalle, poi Gitana Griff che precede Gas Gas BFC, quindi Gaia's Life, mentre dalla coda inizia a muoversi Giano dell'Est che va in scia al Giselle Trio. 28,4 i primi 400 metri di corsa da parte di Goldwyn CR che ha preso la testa e guida rallentando ora. Si viene sotto alle tribune, comunque ancora a ritmo abbastanza buono, con Goldwyn CR sempre in vantaggio, Gift Joe nella sua scia, poi alla corda Gitana Griff, 800 metri iniziali in 59,5, 31,1 il secondo quarto di gara, Goldwyn CR continua in vantaggio, nella sua scia sempre Gift Joe che precede Gitana Griff, fa fatica a risalire Giselle Trio con in scia Giano dell'Est, poi ancora Gas Gas BFC, chilometro in 1,14,7 da parte di Goldwyn CR che continua in vantaggio, Gift Joe che è nella sua scia, Andrea Farolfi si volta a destra, controlla di avere sempre la destra libera in salchi al favorito della corsa, 400 dal palo, 1,29,4 1.200, Goldwyn CR allunga, Gift Joe che si mantiene nella sua scia, poi passa in terza posizione Giselle Trio che sta facendo un numero, sbaglia Gift Joe e così Goldwyn CR si trova davanti con 3 lunghezze nei confronti del resto della compagnia, Goldwyn in vantaggio nei confronti di Giselle Trio, poi Giano dell'Est che si ingamba, Goldwyn CR viene a vincere nettamente. Al secondo posto finisce Giselle Trio, al terzo Giano dell'Est. 1,14 cost to cost di Goldwyn CR, Vincenzo Luongo per Gennaro Casillo al training, la proprietà della scuderia Spallina. Il figlio di William si impone in percorso d'avanguardia, sbaglia Gift Joe nel momento topico e lo lascia solo in avanti. Al secondo Giselle Trio che stracorre, al terzo Giano dell'Est che si ingamba tardi.